Durante i miei corsi preparto o incontri per neogenitori mi piace sempre portare l'attenzione su un aspetto del parto a cui spesso non pensiamo come adulti, cioè il vissuto del bambino in quei momenti. Mi piace partire dall'immagine di una piscina termale, perché a noi adulti evoca qualcosa di calmo, di un ambiente caldo, vattato. Ecco, immaginate di essere immersi in una piscina termale, cullati da queste dolci onde, in questo ambiente con la luce un po' soffusa. Ecco, questo è il grembo materno, un luogo sicuro, in continuo movimento, un continuo essere cullati, dove qualsiasi cosa è familiare, dove ci sono dei suoni ritmici, il battito cardiaco della mamma, il ritmo del respiro, sono tutti suoni familiari. Il bambino per circa 9 mesi è immerso in questa sua casa così ovattata e così accogliente. Poi arriva il momento del parto e noi adulti razionalmente siamo preparati, perché sappiamo che c'è stato il concepimento, il bambino o la bambina rimarranno nel pancione per circa 9 mesi e poi ci sarà il momento del parto che sappiamo inizierà con il travaglio, sarà un momento potente, sarà sfidante, ma sappiamo che anche il dolore del parto è finalizzato a poi finalmente poter tenere in braccio, guardare negli occhi il nostro bambino, la nostra bambina. Però proviamo a metterci nei panni di un bambino dentro il grembo della sua mamma. Un bambino, una bambina è lì nella sua tranquillità ovattata, dove tutto gli è familiare. All'improvviso inizia a sentire delle onde che all'inizio sono delle onde dolci e poi si fanno sempre più incalzanti. Lo sospingono, la sospingono verso il basso fino a che il piccolo o la piccola deve attraversare uno spazio molto stretto e sicuramente non è piacevole nemmeno per lui, non è piacevole per la mamma, non è piacevole neanche per il bambino trovarsi in questa situazione, è molto potente e per di più, a differenza della mamma, il bambino non ha una rappresentazione di quello che sta succedendo, non dice ok, sono stato concepito, sono passati più o meno 9 mesi, adesso ci sarà questo momento, è il momento di uscire, sarà faticoso ma poi saremo insieme. È importante che noi adulti consideriamo questa cosa come genitori e anche come operatori della nascita e operatrici della nascita. Dobbiamo ricordarci che quando il bambino o la bambina escono dal grembo della mamma, per loro è tutto completamente nuovo, si trovano completamente spaesati perché dentro il pancione erano al caldo, alla temperatura corporea. Una volta nati si sentono al freddo, ci sono luci molto più intense di quelle che percepivano dentro la pancia della mamma, tutti i suoni sono molto più forti, non sono più ovattati e per di più c'è la forza di gravità. Nel grembo materno il bambino è molto competente, gioca con il cordone, si succhia il pollice, soprattutto per consolarsi, può addirittura rispondere alle stimolazioni della mamma o del papà che picchiettano sulla pancia o che parlano con lui o con lei. Quindi ritrovarsi all'improvviso fuori nel mondo senza più questa sensazione di contenimento, di essere in un ambiente che avvolge, ovattato e caldo, trovarsi in questo ambiente completamente nuovo è difficile per il bambino. Quando affrontiamo il parto e il dopo parto è davvero importante considerare anche il punto di vista dei neonati e delle neonate, perché innanzitutto ci fa sentire parte di una squadra, non è più la mamma da sola
ad affrontare il parto, ma sono mamma e bambino, mamma e bambina insieme ad affrontare questa esperienza così potente, così intensa. Se consideriamo tutti questi aspetti, poi ci viene anche più semplice comprendere perché, ad esempio, il bisogno di contatto per un neonato, per una neonata, è un bisogno primario. Primario significa che il bisogno di contatto è al pari del bisogno del latte. Se consideriamo tutto quello che ci siamo raccontati finora, come genitori o come operatori, è più semplice calarsi nei panni di un piccolino o di una piccolina e comprendere il perché di questo bisogno così atavico del contatto. E immedesimarci nei bisogni dei nostri bambini e delle nostre bambine ci aiuta a vederli non come semplici portatori e portatrici di bisogni che noi genitori dobbiamo soddisfare, ma come delle persone. Quali sono? Come delle persone, anche se più piccole. E questo fa davvero la differenza proprio nel nostro modo di rapportarci a loro.